Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Cordiale buon pomeriggio, dunque edizione giorno per quanto riguarda friulitv.net, già collegata con noi da Udine Rosanna Clocchiatti, presidente del consorzio di bonifica Pianura Friulana. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Bene, allora questa mattina abbiamo parlato di acqua relativa all'acqua potabile, perché c'è come sempre un problema per quanto riguarda l'acquedotto nella zona del Friuli Collinare, in particolare a cavallo tra le province di Udine e Pordenone. Chiaramente invece con la Presidente Clocchiatti non parliamo di acqua potabile, ma parliamo, restando in tema, per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua per la Campania e non solo. Allora Presidente, questo 2021 come è partito per il Consorzio? Beh, diciamo che siamo proprio all'inizio, quindi diventa difficile fare delle valutazioni il primo mese e mezzo dell'anno. Partiamo però da una considerazione: sta piovendo direi abbastanza in modo tutto sommato costante, per cui anche questo è un dato importante. Ci sono state abbondanti nevicate e questo diventa una riserva sicuramente per il periodo estivo. Diciamo anche però che ci stiamo avviando all'inizio del periodo dell'irrigazione. Noi adesso stiamo preparando tutta la rete irrigua, quindi pulendo i canali, facendo le manutenzioni, iniziando proprio a strutturare quella che sarà l'irrigazione, anche perché, vista l'esperienza dell'anno scorso, dove ci siamo trovati in un periodo di aprile a fare l'antibrina e a fare l'irrigazione straordinaria in un periodo in cui faceva molto caldo e non pioveva, abbiamo pensato proprio di essere già strutturati e di prepararci subito. Per cui diventa difficile pensare cosa succederà quest'estate, però intanto noi cerchiamo di partire, cercando di partire per il meglio.
Ecco, la cosa importante da sottolineare è che il Friuli è una regione d'acqua, no? Se l'Arabia Saudita, i paesi arabi sono famosi per avere l'oro nero, noi invece abbiamo l'oro bianco, e oro bianco che in certi momenti vale molto di più di quello nero, no? Lei ha sottolineato anche le piogge, il maltempo, comunque la neve che si è depositata in montagna fa sì che le riserve idriche, quando saranno chiamate in causa, cioè nella stagione primavera-estate, quando ci sarà proprio bisogno, no, di irrigazione, la cosa importante è che queste riserve idriche sono pronte ad entrare in funzione. Chiaramente lo spreco non va fatto, va sempre controllato, e chiaramente il vostro lavoro è quello di tenere monitorata minuto per minuto la situazione. Sì, direi anche di più, nel senso che visto che la regione del Friuli è una delle regioni più piovose, nonostante i cambiamenti climatici, diventa sempre più importante non sprecare l'acqua, ma trovare anche delle formule per tenere quest'acqua sul territorio. Oltre a quello che si sta già facendo, alle riconversioni che servono sicuramente per utilizzare meno acqua per l'agricoltura, sempre di più chi fa agricoltura, ma anche chi gestisce la risorsa acqua, deve pensare di utilizzarla in maniera controllata e soprattutto quando serve e dove serve. In questo senso si sta lavorando anche con l'AMBI nazionale, quindi l'Associazione dei Consorzi Nazionale, per trovare delle forme irrigue che utilizzano la goccia, così chiamata, solo quando serve, con dei sistemi anche molto avanzati. Parliamo di strumentazione legata ai satelliti, e alcune aziende del nostro territorio già su questo stanno lavorando. Per cui diciamo che il non spreco dell'acqua, e dall'altra parte anche la realizzazione di bacini naturali, e non parlo di dighe, parlo di laghetti che servono solo quando l'acqua non c'è. Penso alle zone collinari dove abbiamo un'agricoltura di eccellenza, diventano assolutamente strutturali e importanti per recuperare l'acqua quando non c'è. Anche perché è vero che la riserva adesso, attualmente, con la neve e l'acqua è importante, però ricordiamoci che se nei prossimi mesi non piove, in estate comunque ci sarà un problema di siccità. Ecco, la cosa importante da sottolineare, come l'ha detto lei, è appunto quello di non sprecare nemmeno una goccia d'acqua, con nuovi sistemi per evitare, qualora ci fosse la necessità, insomma, di non trovarsi a secco. Possiamo dire, anzi, possiamo tranquillamente informare i nostri telespettatori quanti chilometri voi praticamente gestite dalla montagna fino al mare? Beh, parlare di rete irrigua e di chilometri diventa molto molto difficile, anche perché la realtà non è così lineare, no? Ci sono delle ramificazioni, c'è la gestione diretta da parte del consorzio, poi le rogge, i canali in manutenzione che vengono dati in gestione dalla regione o comunque manutenti dalla regione. Io direi, solo guardando una linea retta, è quella che va da Gemona, quindi partiamo da Gemona, Ospedaletto, dalla presa sul tagliamento, per arrivare a Lignano, Grado, Marano, quindi tutta la nostra costa. Sono reti diverse, perché partiamo dalla rete irrigua che arriva fino al Medio Friuli, e poi c'è invece tutta la linea delle risorgive e dei canali di scolo delle acque, perché ricordiamoci che il nostro Friuli è una piccola Olanda per la parte bassa, quindi quella che va verso il mare. Sono tutti i canali di scolo che servono non tanto per irrigare, anche se saltuariamente questo può essere fatto, ma per mantenere la popolazione all'asciutto, perché in questi territori, se non c'è la bonifica idraulica e queste idrovore che scaricano l'acqua a mare, probabilmente non le cantine ma le case stesse, che sono sotto il livello del mare, andrebbero sott'acqua e quindi non permetterebbero una vita decente alle persone. Chiaro. Giustamente lei mi ha anticipato la domanda, nel senso che, per chi non lo sa, insomma, il consorzio di bonifica si occupa anche di prevenire quello che accadrà sul territorio, come ha detto lei, quello di mettere a regime e regolamentare il flusso dell'acqua nel territorio, altrimenti si va a rischio, come ha detto, di trovarsi a mollo da un minuto all'altro. Per questo state facendo anche un'ulteriore operazione, quella cioè di tenere d'occhio la situazione con interventi mirati e specifici in base alle zone meno o più, tra parentesi, depresse, in senso come depressione rispetto allo zero sul livello del mare, no? Beh, c'è un grosso lavoro che si sta facendo attraverso anche dei finanziamenti che la stessa regione poi ha deciso, no, di dare al consorzio per la manutenzione di canali e rogge che si trovano nella bassa friulana. C'è un finanziamento ad hoc, adesso troverà la sua attuazione per il ripristino di alcuni canali
manutenzione, quindi pulizia dell'alveo, pulizia delle erbacce che poi negli anni possono essere create per garantire un deflusso importante dell'acqua, e dall'altra parte, non meno importante, ma è il rimodernamento o la costituzione di idrovore che vanno proprio a sollevare l'acqua e a buttarla a mare. Ricordo sempre che le idrovore sono state fatte un po' di anni fa, parliamo degli anni 30 alcune, e queste negli anni hanno avuto la necessità di essere potenziate. L'ultima fatta è quella di Lignano, e dico la famosa vasca da bagno che negli ultimi anni a settembre ha avuto grosse difficoltà di deflusso dell'acqua. Il fatto di averla potenziata mitiga il rischio. Cosa vuol dire? Che l'acqua invece di stare 2 giorni sta alcune ore, e questo serve proprio per garantire anche un'attività economica in un territorio molto importante. La Bassa Friulana, oltre al turismo, ha anche delle imprese, delle grosse imprese che danno lavoro, per cui è fondamentale per noi lavorare anche in questo senso. La famosa bonifica di fatto è nata anche per questo scopo. Che ha il suo ben preciso, no? Senta, per quanto riguarda invece la collaborazione con gli altri consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia e anche del vicino Veneto, come sta andando? Allora, noi facciamo parte di un'associazione che è l'Associazione dei Consorzi del Friuli, siamo i 3 consorzi che poi afferiscono tutti a dei bacini idrografici ben specifici, c'è quello dell'Isontina che è legato all'Isonzo, c'è il nostro che ha lo scolo Pianura Friulana proprio legato alle lagune di Marano e Grado, e poi c'è il Celina Meduna che fa capo proprio al sistema del Celina Meduna, quindi siamo ben strutturati in questo senso. Noi abbiamo delle collaborazioni per cui alcune attività le facciamo di fatto assieme, no? Attività anche molto che servono soprattutto per garantire la gestione dei consorzi e anche poi per lavorare con la regione stessa, perché ricordiamoci che poi ai tavoli regionali è importante che ci sia anche un contributo dei 3 consorzi, ma che abbiano un certo tipo di unica, no? Linea e unica voce in capitolo su questo. Anche perché geograficamente parlando ci sono dei punti in cui vi incrociate gioco forza, no? E anche collaboriamo, perché le aziende, come sappiamo tutti, non hanno confine come i corsi d'acqua, per cui alcune collaborazioni sono importanti, e il lavoro che si sta cercando di fare assieme anche in questi anni è proprio questo, cioè trovare una linea comune e riuscire a fare assieme un certo lavoro. E devo essere molto sincera, tra i 3 consorzi c'è una forte collaborazione strutturale, ma anche dei 3 presidenti, che poi alla fine sulla parte politica, dico io, del funzionamento dei consorzi è importante che abbiano una visione futura comune. E per quanto riguarda invece i rapporti con gli enti intermedi, cioè con i comuni e con la regione, come sta andando? Devo dire che c'è un grosso, in questo caso parlo per il mio consorzio, ma sentendo i 2 colleghi alla fine poi l'attività sul territorio è la stessa. Direi che sempre di più c'è una forte collaborazione con le amministrazioni comunali. Arrivo da 2 riunioni fatte con 2 amministrazioni, prima dell'Alta Friulana, poi della Bassa Friulana, per cui parlando di cose totalmente diverse ma con esigenze comunque tutte e 2 molto importanti, dove sempre di più il consorzio sta diventando uno strumento che la regione mette a disposizione anche delle amministrazioni comunali per poter diventare un po' l'intermediario, no? Tra la gestione dei corsi d'acqua di un territorio, dove le forze, come dico io, del consorzio, dell'amministrazione comunale, ma anche della stessa regione, che comunque magari ha dei fondi a disposizione, ma è importante che abbia anche sappia, no, dove intervenire, diventa fondamentale. E questa collaborazione sempre di più sta dando dei risultati importanti, perché si aspetta sempre che succeda qualcosa, no? Anche di magari situazioni sul territorio, allagamenti, ma se si riesce a prevenire, perché c'è la conoscenza del territorio e c'è una collaborazione, diventa l'ottimo. Questo vale anche per la regione, perché poi alla fine, pur avendo magari anche tante volte delle idee diverse, delle visioni diverse, se c'è l'interesse e l'obiettivo comune si riesce a trovare anche la forma sia di finanziamento ma di collaborazione. Importante, come ha detto lei, fare squadra, no? Tutto può essere migliorabile sicuramente, però la squadra alla fine vince. E squadra vincente non si cambia mai, soprattutto. Questa dovrebbe essere la logica, no? Questo poi, no? Certo. Sta negli eventi e nei fatti che possono succedere, però insomma diciamo che l'importante è avere anche un'onestà intellettuale che poi porta ad avere il risultato finale. Bene, io ringrazio la Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Rossana Clocchiati, per
questa chiacchierata un po' per capire come sta andando in questo inizio 2021. Chiaramente, Presidente, resteremo in contatto con lei se ci sono delle emergenze particolari, chiaramente dal maltempo, se dovremo, ci auguriamo sempre di no, insomma, no? Però quello che conta è un messaggio chiaro da lanciare a tutti, direttamente o indirettamente, che nel caso di necessità voi siete sempre operativi e pronti anche al famoso piano B o piano C se richiesto. Siamo un ente essenziale, per cui neanche nel periodo Covid o quando ci sono delle situazioni particolari siamo sempre operativi, per cui insomma siamo qua e come tutti speriamo di contribuire a un territorio così importante come il Friuli. Bene, buon lavoro Presidente. Grazie altrettanto. Bene, la salutiamo e la lasciamo e grazie ancora. Adesso noi torniamo in studio per dirvi soltanto che vi diamo appuntamento intorno alle 16:30 per un'edizione flash del nostro audio video giornale con le altre notizie accadute in Friuli Venezia Giulia ed eventuali servizi da inserire, e poi torneremo di nuovo in diretta con l'ospite intorno alle 18, perché continueremo a parlare di ambiente per una bella iniziativa che si è tenuta domenica in quel di Sistiana con Fare Verde, e avremo con noi collegato il presidente nazionale di Fare Verde Francesco Greco, che ci racconterà insomma come è andata l'appuntamento di domenica scorsa sul bagnasciuga triestino. Sono le 14:01 di giovedì 11 febbraio, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ripeto, 16:30 edizione flash del nostro audiogiornale, e poi linea diretta torna con l'ospite alle 18. Mandi e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.